Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Conegliano Veneto Globo. Qui con me ho il signor Lorenzo Damiano, candidato sindaco per il Popolo della Famiglia. Buongiorno signor Damiano. Salve, buongiorno, grazie a lei di avermi ospitato. Come introduzione le farò 2 o 3 domandine soft, dopodiché lascerò lo spazio e lei potrà presentare il suo programma e dire quello che vuole. Allora, cominciamo. Quanti anni ha lei, signor Lorenzo? Io, ringraziando Dio, ce ne ho 51. Dove risiede lei? Qui a Conegliano. Qui a Conegliano. La sua professione? Io sono consulente di comunicazione e marketing di alcune aziende del settore agroalimentare. Ho fatto per anni il direttore commerciale e tra le aziende che ho lanciato nel mondo è stata la Mionetto Spumanti, che è un'azienda diciamo locale. Ho un ufficio a Long Island, a Kisville, New York e un ufficio mio a Mestre. Aiuto ad aprire i mercati a delle aziende medio-piccole, perché le grandi ovviamente non ne hanno bisogno, e ho avuto anche la fortuna di lanciare il progetto del limoncello dell'attore americano Danny DeVito, che è un uomo simpaticissimo, quindi mi occupo di marketing, di comunicazione e di aprire i mercati in vari mercati dove il cliente ha necessità di aprire, sempre nell'agroalimentare, quindi molto, è il vino il mio mondo, insomma, ecco. Lei è sposato? Sono sposato e ho un figlio di 22 anni. E posso chiederle quali sono i suoi interessi al di fuori della politica, del suo lavoro? Beh, io sono un pianista, mi piace molto la musica, aiuto molti ragazzi a donare degli strumenti musicali perché vorrei che tutto il mondo, infatti poi parleremo del programma, avesse la possibilità di avere uno strumento, di qualcuno che io gli insegni gratuitamente, e quindi la passione per me, la più bella passione, oltre ad amare la mia famiglia ovviamente, e avere riscoperto la fede in Cristo attraverso Medjugorje, è la musica. La musica è un elemento importantissimo che mi dà gioia, mi dà pace, e quando magari mi arrabbio ogni tanto, perché anch'io sono una persona come le altre, mi ascolto qualche brano musicale che a me piace, visto che ho tanti amici musicisti, mi rilassa e mi toglie quel pensiero magari di arrabbiatura. E quello che ci vorrebbe oggi nei giovani proprio è imparare a suonare uno strumento e eliminare il cellulare, e così, non per eliminarlo, ma per dedicare più tempo all'arte, alla musica e non stare tutto il giorno a chattare al telefono. Che non fa mai male, ecco, imparare sì, l'arte. Sì. Qual è il suo segno zodiacale? Sono nato il 21 settembre, quindi sono della Vergine. Bene. Io adesso le lascio la parola, lei presenti pure il suo programma, io me ne sto qua, ecco. Tranquilla, non la interrompo. Grazie. Allora, intanto io 6 anni fa ho fondato un movimento che si chiama Pescatori di Pace, è chiaro che è tutto legato ai valori non negoziabili, e tra questi valori non negoziabili la centralità della famiglia. Poi in questi ultimi 2 o 3 anni ho avuto modo di conoscere Mario Rinolfi, Gianfranco Amato, oggi rispettivamente presidenti e segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Noi prima di questo abbiamo organizzato il Family Day a Roma, che voi tutti conoscete in più occasioni, e nel penultimo e nell'ultimo abbiamo riempito piazze intere, quindi c'era un'Italia che sta chiedendo nella docilità, nella carità ovviamente, che la politica stia attenta alla famiglia. La famiglia per noi è composta, per il mondo intero è composta da un uomo e da una donna, e che i figli si facciano tra uomini e donne. Ora, una piccola parentesi di carattere nazionale per capire perché abbiamo scelto di fare anche una lista qui a Conegliano. Il Popolo della Famiglia è schierato in gran parte dell'Italia e quindi è la costola del Family Day, che appunto conoscete, e visto che nonostante milioni di persone chiedessero a poche centinaia di persone nella politica di non proporre alcune leggi, abbiamo dovuto per forza decidere di entrare nel campo della politica. Anche se noi diciamo non avevamo questa intenzione, ma speravamo nel nostro cuore, anche facendo riferimento a quei 100 parlamentari
di area cristiana, cosiddetti cattolici, che purtroppo sono venuti a farsi, come si chiama quelle foto, il self, no? Ecco, con il popolo e la famiglia, dopodiché 2 giorni dopo hanno fatto quello che hanno voluto e quindi la legge Cirinnà e così via. E la parentesi è che noi, molto spesso le persone non lo sanno, l'Italia sta per essere venduta completamente. Noi siamo sotto schiavitù di lobby potenti di multinazionali e vi spiego anche perché, perché il fallimento, il furto di 20 miliardi delle Veneto Banche e della Popolare di Vicenza, dove nessun politico veneto né italiano si è preoccupato di questo furto legalizzato, dove di cui 205.000 famiglie, moltiplicando 3 unità, siamo già a 600-700.000 persone che sono state devastate da questo furto, non c'è stato un politico nel Veneto, un sindaco nel Veneto che si sia preoccupato di questo problema. È ovvio che noi siamo molto attenti a queste cose. L'Italia deve cominciare a svegliarsi un momentino, un pochettino. Le proposte che fanno i partiti oggi sono, e questo viene dal centrodestra, quindi mi preoccupa ancora di più, la legalizzazione della prostituzione, la legalizzazione della droga, l'eutanasia che sta passando, l'utero in affitto e dopodiché, cosa più grave, l'identità di genere che si chiama gender, dove il gruppo LGBT formato da lesbiche, gay, bisessuali e transessuali devono andare a scoprire l'orientamento sessuale dei nostri bambini già dalle scuole elementari. Questa è una cosa vergognosa che il popolo della famiglia ha smascherato qui a Conegliano, perché a febbraio hanno deliberato questo patrocinio e hanno concesso questa formazione scolastica dove noi abbiamo fatto un'intrusione nella docilità e a quel corso dopodiché non ha partecipato più nessuno. Ecco perché la figura del sindaco può essere autorevole, ecco perché il sindaco può decidere insieme alla sua giunta di cambiare le regole, anche se sono leggi. Se tu dimostri che questa legge è sbagliata e nella democrazia dai un suggerimento e avverti il popolo che c'è una minaccia, perché a noi non ci interessano le buche di Conegliano, a noi ci interessa rilanciare un progetto veramente di valori di questa città. Quindi la buca ci pensa l'ufficio tecnico e tra l'altro aggiungo che perché il nostro paese va male? Perché noi abbiamo la tassazione più alta d'Europa? Perché abbiamo la disoccupazione più alta d'Europa? Per un semplice motivo, che il sindaco, non parlo di Conegliano, parlo di tutti i sindaci italiani o gli amministratori, fanno il lavoro doppio. Cosa significa? Che il plauso, l'amministrazione, così come viene gestita anche oggi a Conegliano o a Vittorio Veneto o a Venezia, la fanno i dipendenti o i dirigenti del comune. Quindi anche se mancasse il sindaco e gli assessori, il comune va avanti lo stesso. L'unica cosa che deve fare una giunta comunale nuova, il sindaco in particolar modo, è avere progetti di carattere manageriale, di comunicazione, di grafica, di commerciale, di apertura di mercati. Questo deve fare il sindaco, di preoccuparsi se a Conegliano manca a qualcuno il cibo, se qualche anziano è lasciato a casa. Noi abbiamo presentato un progetto che vi sintetizzo perché non posso scrivere un'enciclopedia, no, ovviamente, ma i temi sono nel sociale al 100% e poi cultura, arte e apertura dei mercati. Allora, facendo così, noi possiamo dimostrare ai comuni che ci sono vicini nella provincia di Treviso e anche nella regione Veneto in Italia che si può cambiare una mentalità, si può cambiare un paese. Se noi pensiamo al Movimento 5 Stelle che ha vinto a Roma, di cui la Raggi ha dovuto assumere anche un nostro concittadino che è Colomban, vuol dire che la politica non è autorevole, così come la politica è un fallimento. Legalizzare la droga, qualcuno mi dice ma non ci interessa perché è un problema nazionale, non di Conegliano. Non è vero, perché se passa la legge i nostri ragazzi a 18 anni si possono fare le canne e andare a divertirsi con le prostitute legalizzate, quindi bisogna dare la mano ai delinquenti e per avere la droga tu devi dare la mano e accordarti con i narcotrafficanti. Questo è orribile, quindi vuol dire che la politica non è autorevole, non è autoritaria e chi propone queste leggi vuol dire che non sa fare la politica oppure rinuncia, fatta eccezione che sia un comando che viene dall'Europa. Ecco perché vi ho detto che noi stiamo diventando, proprietà di poche lobby che, a mio parere, hanno una mentalità depravata e perversa,
perché questa è la dittatura di un pensiero unico, dove ci vogliono costringere, e vi apro una parentesi, poi passiamo al tema di Conegliano. Il cardinale, mi sfugge il nome, a Valencia, qualche settimana fa, un mese fa, ha dichiarato durante la messa che la famiglia è composta da un uomo e da una donna. Il magistrato in Spagna lo ha messo sotto inchiesta. Attenzione, che quando qualcuno mi dice che questi non sono problemi di Conegliano, arriveranno a Conegliano, dove il nostro vescovo, i nostri sacerdoti, fratelli consacrati, se diranno una cosa del genere, saranno messi sotto inchiesta. Io o altre persone, se diciamo queste cose, rischiamo con la legge Scalfarotto di andare in galera. Attenzione che le buche non è il problema di Conegliano. Certo che bisogna mettere a posto le buche, ma non c'è bisogno del sindaco. Questo è un progetto che Conegliano deve credere, come abbiamo fatto quell'intrusione contro l'LGBT e non hanno più partecipato gli insegnanti. Attenzione a tutte le famiglie, state attenti se i vostri figli vi dicono che c'è qualche professore nuovo e andate a indagare dentro le scuole se c'è qualche corso di formazione, che la scusa è il bullismo, il razzismo e così via. Attenzione, attenzione, fate molta attenzione con gli ianesi. Attenzione, perché io ne ho scoperti molti in Europa. Certo mi hanno attaccato, ma sono ancora qui, vivo, e non ho paura delle minacce di morte, perché credo in Cristo e sono con Lui, e con Lui, guardate, vi posso assicurare, non si perde mai. Certo, posso anche rischiare la vita, ma il sindaco, il politico, oggi deve essere un sacrificio. Non fare la lotta come all'ultimo, come è stata fatta con Conegliano, chi doveva fare il sindaco, poi alla fine hanno deciso, che tra l'altro sono persone che conosco, sono bravissimi, adesso non voglio, come posso dire qualcosa di male contro di loro, ma mi preoccupa l'obbedienza che loro devono dare ai loro capi. E apro una parentesi, guardate, io lo dico a quelli del PD o a quelli del centrodestra, è già stato concordato a livello nazionale l'unione tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord e PD, insieme per il prossimo anno, perché hanno paura del Movimento 5 Stelle. Quindi allora vi faccio un esempio, è un esempio molto pratico e commerciale, poi passiamo al tema. Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia, tre entità che hanno una natura, un'ideologia diversa l'uno dall'altro. Facciamo finta, visto che parliamo del mio settore del vino, facciamo finta che siano tre aziende di Prosecco, facciamo finta Mionetto, La Gioiosa e, come si dice, Carpenè. Trovano un importatore, uno di loro deve andare dall'importatore, non possono andare tutti e tre. Cosa significa? Che prima o poi dovranno litigare o abbassare i prezzi, quindi la qualità delle promesse fatte durante la campagna. Da un importatore ci deve andare uno, non ce ne possono stare due. Come può esserci la convivenza tra tre entità più 6 liste civiche che appoggiano? Cosa significa questo? Il desiderio del potere del palazzo. Questo non è la politica è un servizio, tanto è che il Popolo della Famiglia non ha fatto alleanze e liste civiche con nessuno. Siamo stati i primi a raccogliere le firme, i primi a depositarli, i primi a aver fatto tutto in regola, ad arte, e siamo anche stati, grazie al Signore, stati prescelti come primo nella urna, quindi appariamo come numero uno. Se la politica diventa un servizio, un sacrificio, ci saranno pochi politici. Invece c'è una grande quantità di uomini che cercano di entrare a far politica. Quello che a noi interessa, che interessa veramente, è difendere la centralità della famiglia su Conegliano. Questo è poco ma sicuro. Via i gruppi LGBT da Conegliano, anche se non è legge. Io chiedo un controllo severo sugli aborti di questa città. Io sono stanchi milioni di bambini uccisi, massacrati negli ospedali. Non è giusto, piuttosto è meglio che li diano i bambini a delle coppie in attesa che non possono avere dei figli, che ci siano investimenti di denaro per fare campagne, per far capire che cos'è la vita e non un progetto di morte, perché noi stiamo vivendo solo una guerra, sempre morte, eutanasia, utero in affitto, tutto morte, è tutto morte. Noi proponiamo il reddito di maternità. Cosa significa? Noi siamo appena stati in Repubblica Ceca, abbiamo fatto quindi promesse non dette, fatte. Siamo tornati dalla Repubblica Ceca, abbiamo fatto un accordo con la Camera di Commercio Repubblica Ceca italiana per aprire i mercati alle medio-piccole imprese di Conegliano. C'è un video, c'è sulla pagina di Facebook, c'è tanto di articoli che spero che escano, anzi ringrazio i colleghi giornalisti perché stanno facendo un bel lavoro. Noi vogliamo rilanciare l'area ex Zanussi, ci vuole un piccolo parcheggio, ma no tutto un parcheggio, perché viviamo già nel cemento,
lì ci vuole un prato, un parco pubblico, ci vuole un skate park per i ragazzi e la cosa che a me interessa tantissimo è la Università della Musica. Io desidero con tutto il cuore che a Conegliano nasca l'Università della Musica come esempio campione dove le città diventino patrimonio dell'UNESCO, non del Prosecco, ma della musica, dell'arte. Qui a Conegliano non ci manca assolutamente nulla. Ecco, sono piccole cose che volevamo dire, e poi soprattutto la politica per le aperture internazionali. Noi abbiamo proposto addirittura un assessorato per l'autonomia e per le politiche internazionali. Allora lì scopri se il politico sa fare il politico. Io non voglio autoproclamarmi che sono capace, ma noi abbiamo fatto un accordo 2 giorni fa con alcuni parlamentari della Slovacchia per l'apertura dei mercati, perché il mercato importante è verso l'est adesso, e ho chiuso un accordo con la Camera di Commercio della Repubblica Ceca Italiana per aprire i mercati con le medio-piccole imprese e gli artigiani di Conegliano. Questo è stato già deciso, proclamato e fatto, non detto e poi si vedrà. Questi sono i nostri valori. Noi vogliamo che nelle case degli anziani non manchi il cibo e i ragazzi che non hanno la possibilità di andare a scuola o di avere i libri, il comune deve mettere a disposizione. Poi diranno mancano i soldi. I soldi li troviamo fuori dall'Italia, perché in Italia non ci danno i soldi. E la scusa del politico è sempre quella: non abbiamo i soldi, Roma ladrona, tutte queste balle qui, che noi veneti siamo stufi. Io ho già accordi personali con alcune multinazionali che non devono venire qui a rubarci la città, ma credono nei valori in cui noi crediamo come popolo della famiglia, pronti a investire e a rilanciare la zona ex Zanussi. Ma veramente, però se non sei capace a fare queste cose, se non parli 3 lingue, e tra l'altro l'ultima cosa, il sindaco deve rinunciare ai suoi lavori e ai suoi soldi, si mette alla dipendenza del comune, perché un sindaco che dà il 5% del suo tempo o la giunta all'amministrazione comunale vuol dire che non segue l'amministrazione comunale. Quindi o il sindaco rinuncia ai suoi affari, e io lo dico e lo farò, rinuncio al mio business per dedicarlo completamente alla cittadinanza, per rilanciarla nella cultura, nella musica, nell'arte e per la centralità della famiglia. Io la ringrazio i nostri ascoltatori, saluto lei Grazie e i a voi. nostri ascoltatori. Da Carmen Morandin, buona giornata. Grazie e buona giornata anche a voi.